Amici del Televignole, bentornati a Non è mai massa tardi per imparare il dialetto trentino. Ancora parliamo di cattivazioni e dei vizi così, in genere. Avere mal di schiena. Avere mal di schiena, ossia avere la coscienza poco pulita. Misurare gli altri sul suo braccio. Misurare gli altri sul proprio braccio, cioè ritenere che anche gli altri abbiano i difetti di chi li giudica. Grattarsi la pancia, cioè oziare. Essere impastati di bosie, essere bugiardi al massimo grado. La frase decisamente ben costruita si usa per indicare come qualcuno sia talmente bugiardo da essere fatto, cioè impastato, di bugie. Aver freddo ai denti. Aver freddo ai denti, cioè essere insincero. Averzi che la vaga fora. Averzi che la vaga fora. Apri che esca. L'esclamazione si rivolge a chi le spara troppo grosse. Portarla simada, portarla in cima. L'espressione si può usare quando in una discussione o una diatriba si voglia averla vinta a tutti i costi, ma non sempre l'espressione denota l'intenzione di compiere una cattiva azione. Portarla alta, insuperbirsi, metter su in poffardio, mettere su superbia. Darsi paca, darsi arie, paca è anche botta, colpo o percossa, ma in un preciso contesto indica il darsi importanza. Tipica dell'espressione è il se dà una paca. Ha lo stesso significato di darsi tonco. Avere le mani sbusate, vabbè, questa è avere le mani bucate, quando qualcuno è decisamente scialacquone. Spendere e espandere, cioè scialare, buttare via il denaro. E ancora, fare Carlo in Francia, nel senso di far man bassa in altri contesti può avere il significato di farla da padrone. Torghe la pelle a un pioccio, levare la pelle a un pidocchio, nel senso di essere avarissimo. Legato a questo modo di dire è l'insulto spioccios, spilorcio. Molto simile è il modo di dire seguente: mazzare un pioccio per avanzare la pelle, ammazzare un pidocchio per ricavarne la pelle. Portare intorno ciacere, portare intorno chiacchiere. Si riferisce a quella pessima abitudine ritenuta decisamente riproverevole di riportare o risoffiare le chiacchiere degli altri. Dirne de bo e de vaca, dirne di bu e di mucca. Al di là del significato letterale, la frase indica il mormorare senza misura alcuna, lo spallare di qualcuno, come anche il lanciare tutti gli improperi possibili e immaginabili. Tirarne zo a campane doppie. Tirarne a campane doppie. Si intende anche in questo caso il lanciare tutti gli improperi possibili e immaginabili all'indirizzo di qualcuno. Batter il zalin, battere l'acciaiolo, cioè fare il ruffiano. Fregar la coa all'asen, lisciare la coda all'asino, nel senso di adulare. Essere un grande pever, essere un grano di pepe, sentite queste. Cioè essere un tipo peperino deciso, per quanto l'espressione possa essere associata a qualcuno rabbioso o iracondo. Aver nalfa, avere boria. Quando qualcuno si dà delle arie si mostra grande, si dice anche metter su un'alfa. Aver longa, avere lunga, essere ladro, equivale all'espressione aver le man longhe. Far 5 e 3 8, fare 5 e 3 8, ovvero rubare con destrezza. La frase si dice accompagnata dal noto moto circolare delle dita. Si usa anche l'espressione far 4 e 3 7, far 4 e 3 7. Rubare a man salva, ossia senza pericolo.
dar le armandole, dar le mandorle. Si trova anche dar le mandole e il significato è sempre quello di corrompere comunque. Onzer col poter, ungere con il burro, adulare qualcuno per ottenere dei favori. Voler star sopra come l'olio. Voler stare sopra come l'olio, voler spadroneggiare, scusate. Avere la manica gialla, avere la manica gialla, significa essere un ruffiano, un mezzano, in modo di dire legato al fatto che il giallo viene ritenuto il colore delle prostitute. Questo disse questo libro. Mettersi in scarseda, mettersi in tasca. La frase si può usare in molti contesti e anche in un senso letterale, che certo non sottintende nulla di illecito, ma può essere impiegata per commentare come qualcuno si sia messo in tasca più del dovuto o del lecito. Essere una figura porca. Essere una figura porca, nel senso di disonesta, il che si può dire in tantissimi casi nei quali qualcuno si è ritenuto poco affidabile. Lasciare un in camicia, lasciare uno in camicia, nel senso di spogliarlo di tutti i suoi averi. Tira su le rode, tira su le ruote, nel senso di essere uno scroccone. Nar alla trodena, andare a scirocco, scrocco. Trovare i bruscoli negli occhi degli altri, trovare i bruscoli negli occhi degli altri, cioè non scorgere i propri difetti, ma trovare prontamente quelli degli altri. Polenta pan e lodole, polenta pane e allodole, il modo di dire è riferito a chi ambisce essere lodato di se stesso. Non essere farina da far ostie, non essere farina con la quale fare ostie, frase assai comune per dire che qualcuno non è certo uno stinco di santo. Voler sapere una pagina del libro, voler sapere una pagina più del libro, tipico di colui che si vuole dimostrare eccessivamente saccente e che con il suo atteggiamento si circonda evidentemente di antipatia. Avere il male dell'asino, ossia essere lussurioso. Essere una gatta, essere una gatta. Si dice di un uomo o di una donna per bollarne la malizia e l'astuzia. Montar in carrega. Salire in sedia, nel senso di darsi delle arie per aver raggiunto un qualche posto importante e quindi trattare il prossimo dall'alto in basso. Per ultimo, cavarghe le braghe a un, levare i pantaloni a uno, ossia mungere, spogliare di tutti i suoi averi una persona. Non mi resta che dirvi alla prossima.